In vista del rush finale della campagna elettorale prosegue l'arrivo di big nazionali a Nuoro. Oggi ha fatto tappa nel capoluogo barbaricino Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d'Italia, che ha iniziato 1 o 2 giorni di incontri politici in Sardegna. Prima tappa all'ospedale San Francesco di Nuoro e successivamente visita alla casa museo di Grazia Deledda. L'obiettivo dei Fratelli d'Italia, che sostengono la candidatura di Cristian Solinas alla presidenza della regione, è ripetere l'esploit dell'Abruzzo. Diciamo il tema giusto è che vogliamo dare risposte anche ai sardi, le stesse risposte che daremo in Abruzzo. Mi paiono due situazioni abbastanza simili, in entrambe le regioni c'è una giunta uscente di sinistra, in entrambe le regioni il presidente uscente sceglie di non ricandidarsi, che è già un segnale, voglio dire, non ottimistico sul futuro e sul lavoro che si è fatto. In entrambe le regioni c'è un problema serio di spopolamento che va combattuto, portando lavoro, infrastrutture, diritti, sanità, sostegno alle famiglie, lotta all'immigrazione incontrollata, difesa della sicurezza, tutte questioni delle quali Fratelli d'Italia si occupa da tempi non sospetti, perché vede alcune questioni che sono oggetto di questa campagna elettorale anche in queste ore, penso alla vicenda dei pastori sardi, Fratelli d'Italia le aveva portate in Parlamento qualche mese fa. Ai tempi della manovra economica proponemmo con un atto parlamentare che il governo diciamo, non accolse di attivare un tavolo, lo stesso tavolo che si lavora per attivare adesso. Se fosse stato attivato 2 mesi fa probabilmente i pastori non sarebbero stati costretti a bloccare le strade o a riversare litri e litri di latte per raccontare il loro disagio, le loro difficoltà.